noi, siamo all'Hotel Mediterraneo in compagnia di Alessandro Majorano e Maurizio Martigli, questa volta insieme ad un convegno di Gioele Magaldi che abbiamo intervistato poco fa. Ecco, iniziamo da Alessandro. Alessandro, come mai sei presente a questa conferenza? Sono presente qui perché mi hanno chiamato e in merito a questa presentazione del libro Massoni, il maestro venerabile Gioele Magaldi, e per parlare un attimino anche della situazione che mi vede, tra virgolette, protagonista con Renzi. Siamo qui per capire se potrà esserci un aiuto da parte di qualcuno affinché la verità, affinché tutti quei fascicoli presenti alla Procura della Repubblica di Firenze, di Roma e Genova potranno avere attenzione da parte dei giudici e dei magistrati, visto e considerato che tutti quei fascicoli in relazione ad associazione a delinquere, peculato, riciclaggio, corruzione, falso, abuso d'ufficio e quant'altro nei confronti di Matteo Renzi sono fermi. Tra l'altro proprio ieri la Procura della Repubblica di Lucca mi confermava che mi sta mandando anche l'atto 335 in relazione alle vacanze d'oro di Renzi. Sapremo se anche in quell'occasione c'è un fascicolo aperto da un'altra procura e saremo arrivati a un non tot di 7-8 fascicoli. Quindi siamo qua con i signori della massoneria per capire se ci potrà essere un futuro, una collaborazione affinché la verità su questi fascicoli possa emergere, naturalmente tenendo in rispetto e in considerazione i magistrati, tenendo in considerazione naturalmente l'avvocato Carlo Taormina. Oggi siamo venuti qua per capire appunto se ci potrà essere uno spiraglio affinché questi fascicoli possano avere risposta. Ecco, come hai preso la notizia che Renzi ha twittato praticamente in pratica la sua assoluzione sui 4 milioni di danno erariale? Ma tu mi vuoi far fare l'effetto del Guttalax? Perché io ho appena mangiato, cioè una cosa del genere mi fa l'effetto del Guttalax. È una cosa scandalosa. Beh, lui si è presentato come un martire che è stato salvato, sì, perché aveva diritto di essere Maria salvato. Teresa Coretti, insieme alla Madonnina Elena Boschi. Lasciamo stare. È una vergogna, è una cosa incommentabile. E niente, ne prendiamo atto e speriamo che nel corso del tempo invece possa avere anche qualche condanna, perché ripeto, sulla gratella, sulla graticola di cose contro di lui e Carrai ce ne sono tante. Tra l'altro ne approfitto per invitare le persone il 15 giugno 2015 alle ore 12 a venire tutti in massa al Tribunale di Firenze, perché riprenderà il processo per diffamazione dove io sono imputato perché ho messo una maglietta dove c'era scritto Renzi ha dilapitato 20 milioni di euro e la Procura della Repubblica di Firenze mi ha rinviato a giudizio dopo 3 mesi. Quindi invito tutta la gente, le persone che vogliono capire chi è Renzi, a venire il 15 di giugno 2015 ore 12 al Tribunale di Firenze. Okay. Maurizio, allora tu pochi giorni fa hai fatto un'intervista con noi, sì. Eri stato convocato dalla Questura di Firenze in merito appunto a questa tua denuncia sulla compravendita dei voti. Puoi dirci qualcos'altro? Cosa ti aspetti dopo questa sentenza? Io sinceramente ho delle buone sensazioni, per il semplice motivo che ci sono 2 testimoni che sono stati convocati. Non so se abbiano confermato o meno, ma credo proprio di sì. Mie sensazioni, anche perché insomma incorrere a un reato di falsa testimonianza per 50 euro credo, a meno che qualcun altro non si sia mosso prima per non fargli dire la verità, supposizioni mie. Quindi ho delle buone sensazioni. Poi già ha scatenato un buon effetto bomba questa notizia della compravendita primaria 2013. Ora il PM starà passando a breve anche la denuncia sull'amministrativa 2014, dove il signor Giorgetti, noto commercialista fiorentino, nonché candidato nelle liste Nardella, proponeva un buono da 25 euro per votare Giorgetti, che guarda caso era nelle liste Nardella, e guarda caso a fine elezioni vinse con 607 voti e Nardella è diventato sindaco. Mistero della fede, come mai? L'Esselunga avrà fatto
un buon salto di budget in quel periodo, indubbiamente, perché molti credo che abbiano accettato, perché ci se ne approfitta della situazione economica del popolo, delle persone, per andare a comprarli con 25 euro. Con questo non è giusto comprare nemmeno con 500, non c'entra niente il discorso, però all'imprenditore magari gli soffre qualcos'altro? Domanda di Martini Maurizio. Mi hanno querelato? Bene, ben venga, però ci sono dei messaggini WhatsApp che la procura potrà risalire tramite i tabulati. Ci sono testimoni che probabilmente hanno confermato la mia denuncia. Come la mettiamo? Ascolta, avete provato a segnalare a Taormina, questa domanda è per entrambe, certo, a segnalare a Taormina quel famoso articolo apparso il 30 luglio del 2014 sulla Repubblica, quindi non su un giornaletto, nel quale un certo Lodovic, non so, di un negozio in Canto Denelli in piazza San Lorenzo, sì, dichiarava tranquillamente che Nardella appunto aveva comprato dei voti, sì, comprato tra virgolette dei voti, appunto in cambio del non ritorno dei commercianti, degli ambulanti di piazza San Lorenzo. Vecchi trucchetti. Appunto, piazza San Lorenzo, cacciati via gli ambulanti, così messi alla fame, aria libera, diciamo, esatto, per messi alla fame, certo, semplicemente per ottenere dei voti dalla piazza, da piazza San Lorenzo, per le persone di piazza un San articolo Lorenzo. proprio su Repubblica, no? Su Repubblica del 30 Lo segnaleremo a Taormina e indubbiamente io personalmente mi adopererò per cercare di risalire a questa cosa, cioè a parte per quanto riguarda l'articolo di Repubblica, per cercare di contattare la persona e fargli presente questa cosa, perché bisogna far capire alle persone di che trucchi subdoli sono capaci queste persone per arrivare a muovere i fili dei burattini. Infatti, diciamo. infatti. E bisogna far capire alle persone in questa maniera qui, cercando di coinvolgere il popolo, il negoziante, il passante, la vecchietta, cioè per fargli capire a cosa ci stiamo affidando. A persone che propongano: votami perché ti libero da questa cosa, votami perché ti do un buono dell'S lunga Da 25 euro. da 25 cioè proprio euro. Da fame, Cioè, incredibile. È una presa di culo, scusate l'espressione. Si chiama corruzione. Corruzione. Sì, è una misera corruzione. Cioè non solo corruzione ma anche ricatto, perché tu a un Cioè, certo punto una persona che ha considerano bisogno... topi di fogna il popolo, cioè non gli levi la dignità già chiedendogli la corruzione, poi offrendogli anche un buono dell'S lunga. Cioè, ma... Beh, io pensavo della Hop, no, l'S lunga. No, certo, perché sennò sarebbero troppo immischiate le cooperative già. Scusate. Va bene, vi ringraziamo, buona serata. Arrivederci. Grazie. Siamo dentro e ci hanno riservato il posto. Dice.